qui, che è il maestro del coro, lo chiamo qui, perché chiami a eseguirsi i suoi ruoli.
Comincia il fuoco
il proprio zaino perché furono subito chiamati a partire per la Russia. Albino parte con la tristezza nel cuore, sapendo di andare incontro alla morte, ma non cambia la sua persona. La penna sul cappello, lo zaino al fardellato, l'Alpino è sempre quello. Nell'armonizzazione di Agostino Dover, da Odissea a partito.
venne composto questo canto per non dimenticare il dramma consumato sul ponte di Perati, dove a prezzo di tante giovani vite venne infine piantato il tricolore nell'armonizzazione di Efrem Casagrande sul ponte di Perati. Sul ponte di Perati cambierà nera nel lupo degli albini.
hanno un livello alto anche rispetto ad altre compagini che sono venute seguire. Iniziamo questa nostra ultima parte del concerto con un omaggio alla Madonna in onore del luogo in cui ci troviamo a cantare. Questa preghiera si fonda sull'armonico eco delle voci, prende forma nella suggestione di una calma serata estiva, quando il tempo si ferma mentre il sole colora i prati, poco prima che cali la notte, il lungo sogno di Dio. Di Verdi De Manzi, Maria Lassù. Canto
Italo Wagner ci portano su montagne superbe, nelle mille buie, che si tagliano dentro il cielo azzurro, con i loro ghiacciai d'argento che all'alba e al tramonto si tingono di rosa. Qui possiamo davvero ascoltare il lieve respiro della natura, modulato sulle sottili variazioni dei nostri sentimenti. Di Italo Wagner, musicato da Camillo Mosè, dei Dolomiti. Nanne Dumeu, Zundu Eskai, Asictea, Semus tempo de
Adesso che avevo la strada ferrata, la bova
a questo gruppo che cerca di portare avanti con quello che può accadere. La serata si concluderà dopo il bis, non so se possono chiamarli loro, sono lei, e quando sarà finita l'esibizione del canora, per chi volesse avremo anche un momento conviviale qua su. Bisai si è stata fuori che va da là, perché là ci sono i cestini.